e Corrado Callegari di Prima, il Veneto. Grazie Callegari. Allora, lo sceriffo se n'è andato in punta di piedi, ed è strano, parlando dello sceriffo così tonitruante, avrebbe detto Montanelli, sempre in trincea, sempre alla ribalta, con dichiarazioni che facevano discutere, con la sua proverbiale energia e simpatia, il suo contatto, il suo legame con Treviso, di cui è stato sindaco per 2 mandati. Giancarlo Gentilini, dal punto di vista umano, no? Riempiva la casa assolutamente, no? Perché era una persona di una simpatia, di un'allegria contagiosa, e come diceva Corrado Callegari, come diceva Calesso, ha rinunciato anche ad avere prebende, carriere molto più importanti, per il suo attaccamento con la città. E poi bisogna anche dire che non ha risparmiato critiche, per esempio, ai vertici della Lega, no? La Lega Nazionale, per esempio, era una Lega che lui aveva più volte criticato. Sì, direttore, io ho avuto la fortuna nei 20 anni che sono rimasto in Lega proprio di vivere tutta l'epopea di Gentilini fin dall'inizio, da quando è diventato sindaco, e dopo ovviamente per tutte le sue performance successive, anche perché poi l'ho portato in giro per tutta la provincia quando ero segretario provinciale della Lega. E di lui potrei raccontarti un sacco di cose, di aneddoti, perché è stato veramente un personaggio che ha lasciato il segno. Lo si sente anche dalle interviste che rilasciano le varie persone. In primis, tutti parlano delle famose panchine che lui ha tolto quella volta dalla stazione Treviso. Io mi ricordo da veneziano quante critiche sono piovute proprio da Venezia, da esponenti principalmente della sinistra locale, che gli dicevano di tutto, da razzista, salvo dopo, 20 anni dopo, a Mestre, nella mia città, gli stessi ad andare a togliere le panchine del centro proprio per gli stessi motivi per cui li aveva tolti 20 anni prima lui a Venezia. Queste sono delle piccole, diciamo, soddisfazioni, però fanno capire come lui vedeva in avanti rispetto ad altre realtà politiche. E dopo, per esempio, un'altra cosa che mi ricordo è stato quando dal palco di Venezia, perché ero io che presentavo la manifestazione di Venezia, quando ha fatto quel famoso discorso micidiale che dopo gli è costato anche la denuncia e l'interdizione dai vari comizi. Perché lui era una persona sanguigna, ha rappresentato per me in pieno quello che era la Lega degli albori, la Lega Nord degli inizi, quindi con quella carica, con quell'energia, con l'idea di cambiare, perché quando siamo entrati in Lega all'inizio l'idea era quello di dare un'amministrazione diversa rispetto a quello che c'era stato fino a quel tempo. Da qui anche il modo che lui aveva di fare, di arrivare alle 7:30 di mattina in comune, di uscire subito, andare a controllare tutta la città, e i cantieri, le varie realtà, cioè cose che diciamo precedentemente non si erano mai viste. E dopo ho avuto un sacco di confronti con lui, perché chiedevo suggerimenti e consigli per la realtà veneziana, e te ne dico una per dire, gli ho detto: ma tu com'è che fai a tenere in ordine la città? E lui mi diceva: io utilizzo la polizia locale, ho 23 vigili e li mando in giro tutte le mattine per il territorio. Tu dovresti dire ai tuoi amministratori che di vigili ne hanno 500, non 23, che li mandassero fuori in giro per la città per controllare quello che succede, a bussare a casa di quei locali che sono affittati a decine e decine di persone. Lui aveva questa mentalità proprio di essere vicino ai cittadini e al suo comune, e non ha mai
richiesto, io mi ricordo benissimo nelle riunioni della Lega, lui non ha mai richiesto di andare a fare il parlamentare, il consigliere regionale o altro, perché lui era innamorato della sua Treviso. Infatti ha fatto 2 mandati da sindaco e dopo 2 mandati da vice sindaco. Poi al quinto giro non è riuscito ad andare bene, fatalità, ironia della sorte, ha coinciso col periodo in cui dopo sono andato via anch'io dalla Lega, perché non c'erano più i presupposti per restare all'interno. Quindi sono enormemente dispiaciuto. Tra altre cose l'avevo anche sentito in un collegamento quando ero in una trasmissione televisiva, che è intervenuto e ci siamo scambiati un po' i saluti in diretta. Deve essere successo qualche mese fa. E poi per ultimo è mancato pochi giorni fa un ristoratore che era un punto di riferimento suo, sì, nel veneziano, dove andava sempre a mangiarsi il piatto di pesce, cose. È mancato il ristoratore e ho letto che ha fatto un commento a riguardo, e io pensavo, magari può capitare anche al funerale, poi invece eventualmente non stava più bene per riuscirsi a muoversi. E poi aveva questa carica energetica pazzesca. Io me lo ricordo certe volte quando ero in comune a Treviso, lo sentivi arrivare e cantava marce militari su per le scale mentre veniva, elettrizzava tutto l'ambiente, in una cosa veramente incredibile. Io posso solamente dire che mi dispiace tantissimo, lo rimpiango, e comunque lui resterà per sempre nei cuori della gente e dei cittadini, proprio per il suo modo di essere e di fare. Grazie Callegari. Corrado Callegari, prima il Veneto. Andiamo, Callegari. Corrado Callegari, su 25 aprile sì, non 25 abbiamo aprile, molto tempo ancora. Io ritengo che queste schermaglie sono quasi al limite del ridicolo, anche perché ormai reduci viventi di una parte o dell'altra ormai non ce ne sono quasi più. Mi fa sorridere anche questo tentativo, neanche tanto nascosto, di Musumeci comunque di cercare di limitare certe situazioni, e purtroppo questa sera ci dimentichiamo che, come ha detto anche un intervistato, il 25 aprile per il Veneto sia festa del San Marco. E vorrei ricordare, e qua c'è anche Luciano Dorella, sì, che è una persona che ha sempre partecipato a queste cose, che sono anni che ci vietano l'utilizzo della piazza di San Marco per celebrare il santo patrono che di Venezia è San Marco, ma non solo di San Marco, facendo riferimento a una legge, ironia della sorte, fatta da Maroni della Lega ancora anni fa, e noi ci troviamo nell'impossibilità di festeggiare il santo patrono di Venezia, cosa che avviene invece in tutte le città d'Italia che possono festeggiare il proprio santo patrono con una cerimonia, con un corteo, A Venezia non si può fare, dicono per questioni di sicurezza. Io sono stato 2 o 3 anni fa a Matera, dove festeggiavano il santo patrono della città, e c'erano 200 poliziotti, tra poliziotti e carabinieri, l'assetto non si somostra, perché alla fine di questa cerimonia sbregano un palco e se ne danno di santa ragione. Lì però tutto è permesso, c'erano i poliziotti. A Venezia invece ogni volta che presentiamo la domanda il questore boccia la richiesta di poter fare un... Ci siamo riusciti. Così la storia. Sì, però ci siamo riusciti qualche anno fa, perché all'interno il Comune ha voluto fare un festeggiamento. Però di fatto il Comune non festeggia il patrono di San Marco. Però sta di fatto che San Marco è la piazza di Venezia, che è il capoluogo della regione, e i politici che si sono alternati alla gestione della città, destra e sinistra, non hanno risolto questo problema. Se dei liberi cittadini chiedono di poter fare qualcosa, il questore la vieta, e se tu provi ad andare là, io sono andato con la mia bandiera del San Marco, avevo anche un commissario che me l'ha strappata, hai capito? Dicendomi che non avevo l'autorizzazione. È così. Allora chiediamo... siamo altro che i problemi che dicono quelli dell'Ampi non possono fare la manifestazione. Ma Piazza San Marco è una piazza particolare, cioè purtroppo per vicissitudini storico-politiche è il capoluogo della Serenissima, tra l'altro. Chiudiamo.